Amici sportivi, buonasera, amici amanti del futsal giovanile, quest'oggi alla Belbotet Arena le semifinali della Final Four del campionato Under 15 del Veneto. Due gare da vivere tutto d'un fiato, una inizierà alle ore 15. In programma Bissuola Atletico Vicentino, più tardi alle ore 17 Futsal Cornedo contro Fenice Venezia Mestre. Le vincenti si contenderanno domani, vediamo i primi piani dei ragazzi, dei giovanissimi atleti in campo. Domani si disputerà la finale per la conquista del titolo regionale Under 15. La gara è trasmessa sulla pagina YouTube Futsal Veneto TV. Iscrivetevi alla pagina e seguite tutti i più grandi eventi del grande Futsal Veneto. Le due squadre sono giunte affrontando la parte autunnale del campionato, qualificandosi per il girone Elite, terminate nelle prime 4 posizioni. Le 4 squadre appunto affrontano questa Final Four Under 15. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Giacomo Nasilli e Claudio Ghironi, entrambi della sezione di Castelfranco Veneto. Atletico Vicentino in maglia bianca, prevalentemente bianca. Il Bissuola in maglia blu con striscia oro. Diamo lettura delle formazioni. Il Bissuola presenta col numero 1 Mattia Bonamore, col numero 3 Nicolò Dalio, col numero 4 Rocco Manente, col numero 5 Giorgio Boscolo, col numero 6 Davide Cecchin, col numero 7 Luca Scaramuzza, col numero 8 Giulio Bettiolo, col numero 9 Sammy Toppan, col numero 10 Alessandro Chong, col numero 11 Gianluca Tavella, con il 12 Stefano Semenzato, con il 18 Danilo Palma. Ora un minuto di raccoglimento a ricordare le vittime della tragedia nel lavoro. Fischio dell'arbitro, termina il minuto di raccoglimento disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC in tutti i campi d'Italia. Eravamo rimasti a concludere la lettura della formazione del Bissuola. Mister è il signor Diego Visentini, capitano Alessandro Chong. 25 minuti per tempo, 2 tempi da 25 minuti. Ricordiamo che in caso di parità, per determinare la squadra che andrà in finale, si andrà direttamente ai tiri di rigore. Ma vediamo, l'incontro è iniziato. Subito un recupero palla del numero 8 del Bissuola che va alla conclusione, Giulio Bettoiolo Murato. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi daremo la formazione anche dell'Atletico Vicentino. Ora il tiro alto di Manente. Atletico Vicentino in campo con il numero 1 Michele Lotto, col numero 4 Alessandro Baccarin, col 5 Nicola Vigato, con il 6 Tommaso Danzo, con il 7 Daniele Pianalto, con l'8 Thomas Taldo, col 9 Rocco Dalla Pria, con il 10 Enrico Tomasi,
con l'11 Elia Gabriele Michelon, col 12 Giovanni Danton, con il 13 Gabriele Fabris. Mister è il signor Rewey Resner Tiago, capitano Alessandro Baccarin. 1 minuto in questo momento dall'inizio di questo primo semifinale, risultato ancora fermo sullo 0-0, Atletico Vicentino che è nella propria metà campo mentre attacca in questo momento il Bissuola, allarga il gioco sulla destra, in possesso palla il capitano Chang, poi un contrasto a centrocampo, riparte da dietro il Bissuola, il tentativo di filtrante per Chong, troppo lungo, troppo largo, termina in rimessa laterale che sarà battuta dall'Atletico Vicentino. 0-0, 1 minuto e 45 dall'inizio della gara. Prova a imbastire un'azione l'Atletico Vicentino con il numero 5 Nicola Vigato, nel contrasto alla meglio però il Bissuola che si ripropone in avanti con Chong, la conclusione, il tiro fuori a lato sul primo palo. Rivediamo la conclusione di Chong che è uscita troppo stretta, ancora Chong che prova la conclusione, poi ci va il numero 9 Sammy Toppan, bella parata di Michele Lotto. Ora vedremo il numero per confermare. Intanto sentite il gran tifo della formazione vicentina. Si tratta del portiere dell'Atletico Vicentino, il numero 12 Giovanni Danton. Anche il Bissuola presenta in porta il numero 12 Stefano Semenzato. Ecco Danton corto, pallone che è riconquistato ancora dal Bissuola che ha più possesso del terreno in questa fase di gioco. Azione sotto porta, anticipa Danton la ripartenza efficace di Alessandro Baccarin con il tiro che termina a lato. Si scaldano le due tifoserie, quella dell'Atletico Vicentino a tifare ogni azione, specialmente questa che è stata la prima verso la porta avversaria, e la formazione del Bissuola invece con cori e canti fanno il tifo per i loro piccoli eroi. Under 15, classe 2008-2009, qualche 2010. Ci sarà una rimessa dal fondo, battuta da Giovanni Danton, dal portiere del Bissuola, Stefano Semenzato. La conclusione, il gol, il vantaggio del Bissuola, il gol di Alessandro Chong, 1-0 Bissuola. Rivediamo la conclusione, il dribbling di Chong, si libera sulla sinistra, fa partire il mancino che passa sotto le gambe al portiere avversario. 1-0 Bissuola, gol di Chong. Il gioco ora riprende sempre dalle mani del portiere del Bissuola Stefano Semenzato. C'è un giocatore a terra, non c'è fallo, si prosegue, prova a imbastire un'azione all'Atletico Vicentino, si infrange però sul muro difensivo del Bissuola, poi il passaggio è deviato in rimessa laterale che sarà battuto dai veneziani. Bissuola che fa parte della parte di Carpenedo, di Mestre, vicino a Carpenedo, squadra quindi
Mestrina. Sono due le squadre di Venezia presenti a questa Final Four, la Fenice Venezia Mestre e il Bissuola, appunto. Complimenti quindi al movimento veneziano dell'Under 15. Punizione battuta, c'è una deviazione, c'è il calcio d'angolo, aveva chiesto probabilmente un pallone in movimento il difensore dell'Atletico Vicentino. Per l'arbitro non è così, si riprende. Bissuola che gioca nello stretto, Chong, si libera Chong, prova a metterla al centro, il suo tentativo di mettere il pallone al centro è deviato dalla difesa dell'Atletico Vicentino, che ora prova una ripartenza. Si scalda il tifo ad ogni azione praticamente. Passaggio questa volta fuori misura, regala il pallone all'Atletico Vicentino che riparte. Siamo al 7° minuto di gioco, 1-0 Bissuola. Manovra in fase difensiva, l'Atletico Vicentino si disimpegna sulla destra ma recupera la palla ancora il Bissuola. Ancora un intervento del difendente dell'Atletico Vicentino che mette il pallone in rimessa laterale. Possesso palla ora il numero 4, il capitano Alessandro Rocco Manente. Alessandro Baccarini invece è il capitano dell'Atletico Vicentino. Ancora una rimessa laterale per i veneziani. Che sta per essere battuta in questo istante con la solita, cioè la giocata vista in precedenza. Bel dribbling e conclusione decisa di Alessandro Chong, deviato dal portiere, calcio d'angolo Bissuola. Bella deviazione di Giovanni Danton. Palla inattiva per il Bissuola, prova la conclusione, sta sotto porta dal limite dell'area, ma termina alto. Pallone forse un po' troppo lungo e in netto anticipo il portiere che protegge la sfera, la guarda uscire fuori per la sua rimessa laterale. Ottavo minuto, sempre 1-0 per il Bissuola che prova una triangolazione. Si difende bene l'Atletico Vicentino nella fase centrale del campo, impedendo al Bissuola di portarsi oltre la tre quarti. Ora però ci prova Chong con un'azione personale, un'incursione a provare la deviazione vincente. Murato, nuova rimessa laterale. Rivediamo l'azione di Chong, pericoloso, suo il gol che fino a questo momento è l'unico di questo confronto. Sfera recuperata da Tavella per Cechin, prova a mettere al centro Cechin, murato da Vigato. Un ottimo pallone sui piedi di Boscolo, incespica un po' sulla sfera e non riesce a dare la stoccata vincente. Da ottima posizione. Gran recupero palla di Chong, ancora fermato, calcio d'angolo Bissuola. Abbiamo rivisto l'azione con la deviazione, il pallone che si è impennato, è terminato in corner. Prova ancora un'incursione in area al Bissuola, fermato una prima volta dall'Atletico Vicentino, ancora Chong che si accentra, dà sulla destra per il libero Tavella che va alla conclusione, ancora una volta fermata dalla difesa
vestita di bianco, difesa dell'Atletico Vicentino. Un'altra conclusione ancora da fuori area, vola Giovanni Danton e sventa l'occasione. Atletico Vicentino che fino a qui si è difeso anche con buon ordine, buona grinta, buona predisposizione ai contrasti. Si è proposto in un'azione di ripartenza fuori misura. Ora c'è un pallone che danza pericolosamente dentro all'area, poi anche fuori, poi la conclusione finale di tabella alta. Fioccano le occasioni per il Bissuola che però per il momento ha il minimo vantaggio di 1-0. Pallone gettato praticamente nelle mani dei veneziani, nei piedi dei veneziani per la battuta della rimessa laterale. 4 secondi per battere, pallone fermo sulla linea. Il dribbling, il bel dribbling, poi il tentativo di passaggio, tutto questo opera di Giorgio Boscolo. Il rilancio di Giovanni Danton dove non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra. Pallone lungolinea, riesce a mantenerlo in campo con bravura Davide Cecchin, riesce a mettere al centro, va a riprendersi quel pallone, poi gli viene smorzato ed è presa di Giovanni Danton. Non riesce questa volta invece dall'altra parte a raggiungere la sfera il numero 8 Thomas Taldo. La spinta giudicata regolare, all'altezza proprio vicino al dischetto del tiro franco. Ora esce un po' maldestramente e il portiere del Bissuola, incespicando anche un po' sul pallone. Vediamo se ci verrà riproposta questa azione. L'azione era dell'Atletico Vicentino sulla destra, l'uscita un po' maldestra del portiere del Bissuola, ma poi ha avuto ragione lui, nel senso che ha subito un fallo e il calcio di punizione è stato battuto dal Bissuola. Triangolazione larga, troppo larga, non riesce. Pallone lungo, supera di poco la metà campo, poi termina direttamente fuori con Chong a proteggere la sfera. Ora a batterla è Luca Scaramuzza per Chong, porta su palla Chong, fa un segno a un suo compagno, poi si accentra, va alla conclusione Chong, pericolosa, sfiora il palo di destra alla destra di Giovanni Danton. Un pallone vagante, l'uscita questa volta di Semenzato, pallone messo lungo direttamente nelle mani di Danton. Chong, bella azione elegante di Chong che serve un pallone forse un po' troppo lungo o forse no, sì, non riesce a raggiungerlo il suo compagno di squadra. La rimessa laterale per l'Atletico Vicentino. Quando siamo al 15° minuto del primo tempo, con il risultato sempre fermo su punteggio di 1-0, ma ora Chong ha l'occasione e si immola con bravura il portiere dell'Atletico Vicentino, Giovanni Danton, che sta prendendo in mano la sua squadra in questo momento di difficoltà, con il Bissuola che attacca costantemente. Lui ha già chiuso la porta
in più di un'occasione. Pallone lungo, direttamente fuori. Bel disimpegno del laterale dell'Atletico Vicentino, però poi viene fermato. Si tratta del numero 10 Enrico Tomasi. Che ora lancia lungo da rimessa laterale in anticipo piuttosto netto, semenzato, mette lungo, serie di cambi nella panchina del Bissuola. Mister del Bissuola è Diego Visentini, quello dell'Atletico Vicentino Rewey Resner Tiago. Bel recupero palla di Chong che poi va al contrasto con l'avversario e rimette la palla in gioco da laterale. Chong, ancora un contrasto di Chong, pallone che schizza dalle parti di Danton, nulla di fatto quindi. Gara che, nonostante la mole di azioni della formazione veneziana, rimane equilibrata nel punteggio al 18° o giù di lì. Ora un'altra occasione, questa volta sui piedi di Scaramuzza. Si difende bene però l'Atletico Vicentino, contrasta ogni pallone, ha avuto la meglio in tantissimi tiri verso la porta, verso la propria porta. Se non ci ha pensato il difensore, ci ha pensato il portiere Giovanni Danton a sbrogliare la situazione difensiva della sua squadra. Ancora un contrastone all'altezza della tre quarti, tanta forza e poi il pallone messo al centro da Dalio per Chong che arriva dalle retrovie, non ha nessun problema a spingere il pallone verso la porta completamente vuota, bastava metterla, abbiamo rivisto il replay, al di là della linea del gol, c'è riuscito. 2-0 per il Bissuola sull'Atletico Vicentino, il gol, la doppietta di Alessandro Chong. Ancora un'azione dell'Atletico Vicentino con un diagonale che proviene dalla destra, è del numero 8 veneziano. Si tratta di Giulio Bettiolo, che poi corre comunque di gran carriera in difesa per il calcio d'angolo dell'Atletico Vicentino. Il tiro senza grossissime pretese da fuori area che termina a lato, porta su palla Manente. Ancora Chong che tenta di dialogare con i suoi compagni, proponendo degli 1-2 efficaci, però sempre attento l'Atletico Vicentino nella linea del passaggio. Ancora una conclusione di Chong, forte, centrale, allarga le braccia Danton e mette in angolo o in rimessa laterale, non vediamo da qui. Ora Chong sotto porta, la conclusione, tocca troppo sotto il pallone che si impenna tantissimo e termina molto sopra la traversa. Bell'intervento di Chong e il gol del Bissuola, la
conclusione avvenuta dopo un intercetto perfetto. Il Bissuola che conduce 3-0, il gol di Alessandro Chong, tripletta per lui in 21 minuti. Sembra prendere il largo la formazione del Bissuola. Atletico Vicentino prova a investire un'azione d'attacco, però la difesa del Bissuola è molto attenta. Ora manovra a largo l'Atletico Vicentino alla ricerca di uno spiraglio, ma inevitabilmente il gioco è ripreso in qualche modo al centrocampo dal Bissuola, poi il rilancio è sbagliato e riprenderà il gioco proprio la formazione vestita di bianco-verde dell'Atletico Vicentino. Lancio lungo direttamente nelle mani di Semenzato. Ecco i cori dei tifosi del Bissuola. Categoria under 15 appartenente al settore giovanile scolastico. Si può definire la prima squadra del settore giovanile scolastico. Il pallone che sembrava uscito, ma l'arbitro era lì, l'ha giudicato assolutamente dentro. È proseguita l'azione del Bissuola sulla destra, il pallone al centro, poi il calcio d'angolo. Ora il passaggio poteva essere preso da due compagni sulla destra, ma nessuno dei due l'ha agganciata e l'ha tenuta in campo. Ventitreesimo, siamo quasi alla conclusione del primo tempo, risultato frutto di un primo tempo che ha visto il Bissuola avere costantemente possesso palla. Si è fatto vivo l'Atletico Vicentino in un paio di occasioni, però senza esito. Bissuola ha faticato un po' prima di allungare sul 3-0, poi la classe e la determinazione di Chong, che ha fino a qui segnato una tripletta, ha messo già un bel sigillo a questa gara con il primo tempo che si avvia alla conclusione, non è ancora finito, ma che presumibilmente vedrà la formazione veneziana in vantaggio, anzi sicuramente. Ora c'è un tiro da fuori del numero 4 Rocco Manente che esce per far entrare Gianluca Tavella, però il pallone è anche in questo caso deviato. Ripartenza dell'Atletico Vicentino, però la difesa del Bissuola è subito lì, non permette azioni manovrate agli avversari. Ora prova l'azione personale, ma si allunga troppo il pallone il numero 10 Enrico Tommasi, numero 10 dell'Atletico Vicentino. Un altro contrasto, il pallone che è assegnato alla squadra in difesa. Pallone lungo, ben controllato il giocatore avversario nella sua corsa verso la porta. Su questo pallone lungo, ben controllato, fermato anche un po' con il fisico da Gianluca Tavella. Lascia scorrere il pallone fuori
Semenzato per la rimessa con le mani, raso terra verso il suo compagno posizionato a destra, prova ad incrociare sulla sinistra, il pallone filtra però tra una serie di avversari. L'arbitro invece fischia alla fine del primo tempo che si archivia con un abbastanza netto 3-0 della formazione del Bissuolo sull'Atletico Vicentino. I gol tutti segnati da Chong. Tra poco per la ripresa. Ricordiamo poi alle 17, sempre su Futsal Veneto TV, la seconda semifinale tra il Futsal Cornedo e il Fenice Venezia Mestre. Tra 5 minuti invece, 5-10 minuti, l'inizio della ripresa.
che ospita oggi e domani la Final Four del campionato Under 15, la Final Four che domani assegnerà il titolo regionale di categoria. Primo incontro in programma, Bissuola Atletico Vicentino, parziale del primo tempo 3-0 Bissuola, tripletta di Alessandro Chong, e quindi Atletico Vicentino che dovrà trovare qualche soluzione per recuperare il risultato, anche se per quello che si è visto nel primo tempo la formazione del Bissuola ha praticamente sempre avuto il possesso quasi sempre della sfera, e solo in un paio, 2 o 3 occasioni l'Atletico Vicentino si è fatto pericoloso dalle parti ancora un'azione del Bissuola, dalle parti del portiere veneziano Stefano Semenzato. Ora aspettiamo che il portiere del Bissuola si giri per vedere se c'è stato il cambio. Da qui non riusciamo a scorgere il numero, mentre in porta per l'Atletico Vicentino c'è sempre Giovanni Danton, che tanto bene ha fatto soprattutto tra il primo e il secondo gol. Ora un tiro di rara precisione, di tecnica, e a cercare proprio il palo più difficile da raggiungere per il portiere avversario. Il 4-0 del Bissuola, abbiamo rivisto la prodezza, il 4-0 del Bissuola ha segnato sempre lui, Alessandro Chong. 4-0 Bissuola. Subito Bissuola, dopo appena 1 minuto e spiccioli del secondo tempo, a allungare il punteggio. Ancora Chong, azione personale, finta di dribblare sulla sinistra, si accentra, va alla conclusione, questa volta alta, che rivediamo, si accentra Chong a lato, alla sinistra, azione di contropiede, c'è una spinta, non viene fischiato fallo nella dinamica dell'azione, il pallone è terminato nelle mani del portiere del Bissuola. L'arbitro ha ritenuto opportuno non fischiare nulla per la fluidità del gioco, per lasciare correre più possibile il gioco. Ancora una conclusione, questa volta è del numero 8 Giulio Bettiolo. Bene ancora una volta Giovanni Danton, pallone lungo, fuori lungo, poi riparte l'azione della squadra di mister Diego Visentini. Ancora una conclusione, questa volta del numero 4 Rocco Manente, classe 2009, vice capitano, ancora alta. Bissuola però che può giocare forte dei 4 gol di vantaggio. Ora c'è ancora un recupero palla e ancora un'azione in avanti della formazione vestita di blu con fasce d'oro, e ancora un'azione sotto porta con un intervento miracoloso di Giovanni Danton. Per un attimo il pallone è stato lì sospeso con la possibilità di stoccarlo verso la rete, nessuno ha agganciato quella sfera che è rimasta lì davanti alla linea della porta, e di conseguenza il risultato rimane esattamente come prima. Ora il tiro di Manente, fermato, murato, di schiena. Ancora un intercetto di Chong, l'azione di Chong che dribbla anche le formiche, dribbla anche il portiere. Il 5-0 del Bissuola, rivedremo tra poco l'azione. Ecco l'azione di Chong che dribbla un po' tutto, intercetta il pallone in modo perfetto e poi va a siglare, scartando anche il portiere, il gol di Alessandro Chong. 5-0 Bissuola. Ora è uscito Chong,
mister Diego Visentini dà spazio a tutti, naturalmente con il risultato a proprio favore. E ancora manovra il Bissuola in avanti, in posizione di pivot, ha un po' di difficoltà a trattenere quel pallone e quindi poi il passaggio all'indietro è impreciso e ci sarà la rimessa laterale a favore dell'Atletico Vicentino. Ora Atletico Vicentino, subito una mossa del mister che prova il proprio portiere titolare come power play. Quindi Giovanni Danton nel ruolo di portiere di movimento. C'è un passaggio per lui assolutamente proponibile per le sue anche migliori capacità di corsa, e sfera che termina a lato. Manovra il Bissuola, azione personale, trova un buco, il numero 5 va alla conclusione, ancora si oppone Danton. Si trattava di Giorgio Boscolo, l'azione personale che ha convintamente portato partendo dal centro verso sinistra, con la conclusione murata da Giovanni Danton. Poi un pallone che non viene agganciato, una palombella di Daniele Pianalto, non viene agganciato però da Rocco Dallapria, che si trovava, seppur in posizione un po' defilata, a tu per tu con il portiere avversario. Ricordo che oggi si discuterà anche l'altra semifinale, ovviamente alle ore 17. Mettete la sveglia, mettete il memory sul cellulare, collegatevi con la pagina YouTube Futsal Veneto TV, iscrivetevi alla pagina YouTube Futsal Veneto TV e seguite anche le partite di tutto il calcio veneto, tutte le partite più importanti del Futsal Veneto, maschile, femminile, giovanile. Si districa per un attimo dalla aggressività positiva del suo avversario il numero 7 Scaramuzza, però poi l'azione sfuma, ma riparte il Bissuola. Scaramuzza sulla sinistra, si allunga il pallone esce fuori di un po', ma l'azione è fermata dall'arbitro, rimessa laterale, Atletico Vicentino, che opera ancora con il portiere di movimento, porta su palla il capitano Alessandro Baccari. Azione dell'Atletico Vicentino, ancora un intercetto, la porta è vuota, corre di gran carriera Danton, ma va alla conclusione con un bel drop calibrato il numero 5 del Bissuola, il 6-0 Bissuola, il gol di Giorgio Boscolo, 9° minuto della ripresa. Indomiti i tifosi dell'Atletico Vicentino incoraggiano i propri beniamini, i propri figli, nipoti, fratelli, per dare coraggio in questo momento di difficoltà con il punteggio, ma
essere arrivati alla Final Four è già di per sé un risultato di grande prestigio. Il campionato Under 15 Veneto molto agguerrito, si è svolta una fase autunnale, si sono determinate poi le categorie e questa è quella Elite. Le 4 squadre provengono dai primi 4 posti del girone Elite e si contendono il titolo regionale Under 15. La vincente del titolo regionale poi andrà alle finali nazionali per provare a prendersi quel triangolo tricolori che ogni atleta sogna. È asfissiante l'azione del Bissuola che non molla un centimetro, non permette all'Atletico Vicentino un'azione fluida. E subito a pressare il portatore di palla, riceve la sfera il portiere Danton, poi nella dinamica dell'azione il pallone rimane tra i piedi della squadra vestita di bianco-verde. Alla destra dei vostri teleschermi che prova un'azione in questo momento, il bel passaggio filtrante, forse un po' troppo forte per poter essere agganciato da Daniele Pianalto e l'azione sfuma. Parziale dunque all'11° minuto della ripresa, prima di entrare nell'ultimo quarto di gara. Bissuola 6, Atletico ha sfiorato il 7 in questa situazione, il numero 11 Tavella. Risultato di 6-0 grazie al pokerissimo di Chong, 5 reti, e al gol di Boscolo. Ancora fermata l'azione dell'Atletico Vicentino, questa volta però c'è un intercetto, riparte in un 2 contro 1 la formazione veneziana. La conclusione è presa, l'azione è stata abbastanza piuttosto incisiva, ma il tiro di Scaramuzza è uscito con un colpo non perfettamente riuscito del piede destro. Prova l'azione personale con caparbietà Rocco Dalla Pria. Gara assolutamente corretta tra i giovani atleti in campo, pochissimi falli, ce n'è solo uno sul tabellone in questo momento. Squadre naturalmente molto propense ai settori giovanili che raccolgono i frutti presentando le loro squadre alle fasi finali, alla Final Four, ma anche al girone Elite, grazie al lavoro costante svolto nel tempo e che porta sempre dei buoni risultati a questi livelli per poi creare calcettisti del futuro. Tiro a porta vuota, il palo colpito da Tavella che allarga le braccia. Aveva calibrato bene il tiro perché era a rientrare, ma non è rientrato quel tanto. Un'altra traversa dalla distanza, questa volta di
Davide Cecchin ci provano, quando vedono la porta vuota, a tirare naturalmente verso la porta. Nel giro di 15 secondi un palo e una traversa. Grande intervento difensivo di Dalla Pria. Non si scoraggiano i ragazzi dell'Atletico Vicentino, mettono grinta e determinazione fino alla fine. Intanto c'è stato il cambio del portiere nella formazione vicentina, è entrato Michele Lotto, 14-9-2009. Prova l'azione manovrata il Bissuola, poi il pallone schizza dalle parti del neoentrato Michele Lotto, riparte dai suoi piedi questa azione che può portare a una conclusione, ma il passaggio anche ben calibrato in scivolata. Si prova Alessandro Baccarin, sfera che non riesce però ad essere deviata dall'atleta vicentino, dell'Atletico Vicentino. Ancora un'azione, il bell'intervento di Michele Lotto si fa subito notare. Il tiro era centrale, ma era una puntata forte, ci ha messo tutto il corpo Michele Lotto e ha murato questa occasione da gol per il Bissuola. Bel tentativo di superare l'avversario, ma l'avversario ha le leve più lunghe, raggiunge prima la sfera, poi si ripropone in avanti, prova a ripartire l'Atletico Vicentino e protegge la sfera Cecchin. Facile preda del suo portiere. Crediamo sia Buonamore, ma non abbiamo ancora visto il numero perché praticamente lo sguardo del cronista non l'ha mai colto girato. Vediamo se in questo momento si gira. No. Calcio di punizione per il Bissuola. C'è stato un fallo ed è una notizia in questa gara tranquilla tra due squadre che giocano un ottimo futsal, con il Bissuola comunque che ha dettato fino a qui legge, con un gioco asfissiante in pressing e con un'incisività in attacco, soprattutto del capitano Chang, autore che è rientrato in questo momento, autore fino a qui di 5 reti, è rientrato probabilmente per allungare il suo score personale. Va alla battuta del calcio d'angolo, pallone allargato sulla destra, sfera tra i piedi di Dalio che va alla conclusione, altro palo del Bissuola, stavolta un palo esterno sul tiro di Dalio in scivolata dalla destra. C'è un calcio d'angolo. Scorrono i secondi, riesce a battere in tempo Dalio. Intervento molto deciso del portiere del Bissuola ad anticipare ogni velleità offensiva dell'Atletico Vicentino, mettendolo direttamente sul fondo, ma efficace l'intervento a centrocampo di Buonamore o Semenzato. Rimessa laterale per l'Atletico Vicentino, pallone fermo, passato al centro, prova l'azione, prova il passaggio, subito recuperata la sfera dal Bissuola. La direzione del braccio dell'arbitro è inequivocabile.
Gli arbitri dell'incontro sono entrambi di Castelfranco Veneto, Giacomo Nasilli e Claudio Ghironi della sezione di Castelfranco Veneto. C'è un giocatore a terra, entrano i soccorsi, ma prontamente si rialza. Il gioco si è ripreso con una palla a 2. Esce quindi Nicolò Dalio, zoppicante. Entra al suo posto il numero 8 Giulio Bettiolo. (20 minuti e 30 secondi, mancano 5 minuti alla conclusione di questa partita. 6-0 Bissuola, che intravede la finale di domani, sempre qui alla Belboté Arena e sempre in diretta sulla pagina YouTube Futsal Veneto TV. Iscrivetevi alla pagina, non costa nulla, potrete seguire tutte le partite più importanti del grande Futsal Veneto. Ancora un'azione del Bissuola, il tentativo di conclusione di Mancino, poi ci va di destro Chong, fermato da Michele Lotto. Esce ancora Chong, rientra il numero 4 Manente, cerca di districarsi tra due avversari, Toppan, Manente. Ancora Manente, che finta un passaggio sulla destra, poi da sinistra, si allunga però il pallone nel controllo il compagno di squadra e regala la sfera all'Atletico Vicentino. Prova l'azione, prova a incunearsi tra due avversari, ma il pallone è recuperato ancora dal Bissuola. Ora riparte l'Atletico Vicentino, che prova con un'azione sulla sinistra, ma la sfera termina l'M tra le mani di Mattia Bonamore. Conclusione alta di Sammy Toppan, anche lui del 2009. Ancora la difesa del Bissuola impedisce all'Atletico di Vicentino di sviluppare un'azione propizia per poter segnare. Manente, ora è Bettiolo, poi prova a recuperare il pallone Cecchin, il passaggio termina fuori, la rimessa in gioco sarà battuta con le mani da Michele Lotto lungo. Interviene Cecchin, mette in rimessa laterale. Poco al termine, Bissuola dunque che conquista questa finalissima della Final Four del campionato Veneto Under 15. Domani, sempre qui alla Belboté Arena e in diretta sulla pagina YouTube Futsal Veneto TV. Siamo contenti anche per il numero di spettatori che stanno seguendo questa diretta, oltre 200. E l'azione è sotto porta, il pallone che viene toccato
ma termina fuori da check-in. L'occasione per check-in con la porta vuota, il pallone era alto, era difficile da poterlo deviare in modo semplice, facile, e non è riuscito l'aggancio perfetto, il pallone è terminato fuori. Ultimi spiccioli di gara, che comunque potrete vedere a lungo nella pagina YouTube. Ancora una conclusione del Bissuola. Murata si difende sempre con caparbietà l'Atletico Vicentino, per nulla demoralizzato dal risultato, anzi adesso un intervento in scivolata, poi un intercetto, poi l'azione sotto porta, il gol su azione ancora una volta proveniente da un intercetto al 26esimo minuto, praticamente allo scadere dell'incontro. Il 7-0 del Bissuola, il gol di Giulio Bettiolo. Ed ecco il triplice fischio degli arbitri che sanciscono la prima finalista che si contenderà il titolo regionale del Veneto. La prima finalista è il Bissuola, la seconda uscirà con appuntamento alle ore 17 dalla gara tra Futsal Cornedo e Fenice Venezia Mestre. Quindi rimanete, bevetevi pure il caffè, prendete il tè, i biscotti, ma alle 5 puntuali per vedere la seconda semifinale di questo entusiasmante torneo Under 15, la Final Four per il titolo regionale. Alle ore 17, grazie da Enrico Guidotti.